segretario, un incontro oggi con i giovani da parte della CGIL dove sta venendo fuori un dibattito sulle tante emergenze che purtroppo i giovani stanno attraversando. La CGIL ritiene che il riscatto di questa terra debba partire dai giovani perché sono quelli che più di tutti pagano un costo altissimo, spesso alla mala politica, al malaffare, alla noncuranza, alla mancanza di servizi, alla mancanza del lavoro. Quindi oggi ad Agrigento il forum dei giovani siciliani per gridare il proprio sdegno e la propria rabbia. La CGIL parte da questo confronto per ribadire ancora una volta l'esigenza della raccolta delle firme per promuovere 4 referendum abrogativi su cui già abbiamo raccolto in Italia 300.000 firme. Ad Agrigento abbiamo già coperto una decina di comuni. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane saremo presenti anche non solo in tutte le camere del lavoro del nostro territorio ma anche nelle piazze principali del paese per dire che il Jobs Act ha creato dei danni e dei guasti indicibili alla serenità delle famiglie, alla stabilità e alla sicurezza nel luogo di lavoro. Non può essere tollerabile che ci siano contratti di lavoro di pochi giorni, di settimane e poi magari il governo Meloni si vanta che l'occupazione cresce, un'occupazione povera. Gente che lavora oggi non riesce più a sopravvivere e addirittura i dati Istat dicono che pur lavorando si è poveri. Ecco, noi vogliamo partire dalla raccolta firme e sicuramente dalla partecipazione degli italiani ai referendum che stiamo mettendo in campo proprio per dare dignità al lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e prospettiva di serenità delle famiglie, ma soprattutto dei nostri giovani. Beh, oggi siamo dove dobbiamo essere perché pensare al futuro del paese senza pensare a come dare veramente gambe a quei diritti costituzionali a partire dal diritto allo studio, passando per il diritto ad un lavoro di qualità e poi ovviamente proseguendo perché senza un lavoro di qualità e senza un lavoro stabile non c'è nemmeno il presupposto poi per una pensione che abbia questi requisiti. Noi vogliamo che i giovani del nostro paese abbiano la possibilità di scegliere se rimanere nel loro territorio o se andare altrove e che soprattutto ci sia una circolarità di intelligenze, di energie, perché il fatto che si debba lasciare il proprio territorio per cercare un lavoro a volte nemmeno stabile altrove è una sconfitta che rischiamo di pagare duramente come paese, perché se non si investe nei giovani non c'è crescita e non c'è futuro. Serve un'idea di paese, serve dare quei diritti che nella nostra Costituzione sono stati ben evidenziati e per i quali la CGIL è in campo anche con il suo percorso di referendum, proprio per dare dignità e libertà al lavoro di tutte e di tutti. Oggi la CGIL è qui ad Agrigento per discutere sulle problematiche dei giovani e sta emergendo un interessante dibattito tra cui un ragazzo ha evidenziato anche la mancanza dell'acqua ad Agrigento che viene assimilata a un paese africano. Oggi siamo qui insieme alle giovani e giovani siciliani che hanno costituito il forum e hanno prodotto un documento, un manifesto e hanno messo là tutti i temi e le criticità che tutta la Sicilia a partire da Agrigento vivono. L'acqua è uno di questi, i servizi essenziali sono uno di questo, l'accesso al mercato del lavoro, le residenze universitarie, la condizione abitativa, il futuro delle nostre giovani, dei nostri giovani e soprattutto il futuro della nostra isola. Ecco, sta emergendo ed è già da un anno che affrontiamo questo percorso insieme alla giovane e giovani siciliani, sta emergendo un movimento giovanile che rivendica i propri diritti e chiede di mettere al centro della politica, soprattutto della politica siciliana che appare veramente distante quando non si pone al centro il tema del futuro dei giovani e di chi vivrà quest'isola che sempre di più abbandonano o sempre più per necessità che per scelta. Parliamo di questo incontro con i vertici della CGIL che stanno facendo i giovani. Oggi come non si parti siamo qui per partecipare a questo incontro che è la presentazione del manifesto delle giovani e delle giovani siciliane, scritto da una rete di associazioni di realtà che si battono contro l'immigrazione forzata alla Sicilia, quello che è probabilmente il più grande problema che affligge la nostra terra non solo da oggi ma da decenni in realtà, perché causa ed effetto tutta una serie di altri effetti a cascata, perché l'emigrazione porta allo spopolamento di aree cui si taglia per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture, per tutti i servizi di base e non, che impediscono poi alle nostre aree di potersi sviluppare
di poter crescere. Questo si vede in particolar modo nelle aree marginali, nelle aree interne o in generale in tutte quelle che sono le zone periferiche della nostra Sicilia. Penso alle province di Enna e Caltanissetta, penso all'Agrigentino, penso ai piccoli comuni dell'Ematonino dei Nebrodi, aree che avrebbero tantissimo da offrire, avrebbero enormi ricchezze, potrebbero garantire grandi opportunità, ma invece si ritrovano ad avere un tasso di immigrazione che è devastante. In particolar modo io da Agrigentino, da giovani Palma di Montechiaro, vedo che tutti i comuni del mio paese si stanno svuotando, ci sono il doppio, il triplo degli emigrati rispetto ai residenti, le opportunità lavorative sono pochissime e si tratta spesso di lavoro in nero, sfruttato, con orari impossibili e paghi la fame, e quindi di fatto per poter ricercare un'opportunità per costruirsi un futuro migliore molte persone sono costrette ad andarsene. Crediamo che questa non sia una condizione che si può continuare ad accettare, non si può abbassare la testa rispetto a quello che sta accadendo, ma anzi è necessario organizzarsi, è necessario lottare per rivendicarci la possibilità di vivere una vita dignitosa nel posto in cui siamo nati e cresciuti. Allora Carola, cosa sta emergendo da questo dibattito? Molto semplicemente credo che stiano emergendo tutti quei piccoli grandi problemi che caratterizzano il contesto della nostra terra. Ad esempio in questo momento sento parlare la ragazza che appunto sta elencando tutti i problemi relativi all'ambiente, come poco fa abbiamo parlato dei problemi relativi alle infrastrutture della nostra terra. Sicuramente questo ci dovrebbe portare a lavorare per risolvere questi problemi, che sono sembra che non abbiamo delle soluzioni, ma in realtà lavorandoci tutti insieme attraverso una buona elaborazione si potrebbe arrivare a almeno portare un piccolo margine di miglioramento.